Allora io se già parlare da cittadina e a nostra gioventù, volevo citare una persona, un nostro anziano maire, un nostro istruttore, Antonio Romanetti. E io che ci ho imparato ciò che era la vita, il travaglio, il rispetto, l'amicizia e altro affare. Allora, nato che mi è piaciuto più e che ne è piaciuto più tutta la mia generazione. Annanzi parlavo alla scuola Nocana. Dopo mi cominciato a giocare a ballò. Dopo i giovani facevano i vesti, facevano i balli. Tutto il mondo si sentiva. È vero che la vita oggi non è più la vita che ho conosciuto io. Allora là c'è, non so mica ciò che c'è là. Può essere che gli enti credono che c'è troppo benestare, ma certi hanno benestare, ma altri tinti, paten a fame. Allora che di miei tempi tutto il mondo si aiutava. Quello che aveva un po' di monete veniva a aiutare quello che non aveva niente. Dei miei tempi e dei nostri tempi c'era l'amicizia. E sapete, oggi arrivi due cose. Quando c'era tondera di pecore, tutto il mondo veniva andò pastore a aiutare a Tusa. Dopo c'era la vendemmia e dopo, una volta si riusciva a fare i passati, c'era la festa. Tutto il mondo mangiava insieme. Che ora sia dopo la tondera, che ora sia dopo la vendemmia. Non posso mica dire che era più bene annanzi che per portare, perché prima avevo detto annanzi, la vita era dura. Tutto il mondo lavorava. E c'era assai gente, assai famiglie che facevano, che piantavano l'orto, perché ci volevano nutrire la famiglia. Non c'era mica tutti questi tric-trac che c'era. Allora la vita è un poco più facile. La gioventù ci ha aiutato, ma c'è di nuovo che la gioventù fece certi sforzi. Beh, se posso parlare della gioventù, dico ci ho andato avanti. Non ci ho mai figliolato dietro. La vita è così. E sempre avanti e cercare di migliorare un po' la vita, l'affezione, l'amicizia che c'era. Allora, non è più tanto visibile.